Colleghi, la seduta è aperta. Andiamo all'articolo 22, colleghi. Colleghi, iniziamo con l'articolo 22. Nel frattempo comunico che è al vaglio della Presidenza l'ipotesi dello stralcio di alcune norme del testo della finanziaria secondo normativa vigente. Colleghi, andiamo subito all'articolo 22. Ci sono all'articolo 22 solo soppressivi. Onorevole De Luca, mi dica. Su che cosa? Sull'ordine dei lavori. Prego. Grazie Presidente. Chiedo la verifica del numero legale. Onorevole De Luca, adesso che saremo in votazione la può chiedere, però al momento non siamo in votazione. Nel frattempo io chiedo agli assessori e al Governo di prendere posto, di inserire i tesserini perché altrimenti siete assenti. Assessore Turano, ho visto bene, Assessore Turano, perfetto. C'è qualcuno che vuole intervenire? C'è qualcuno che vuole intervenire sull'articolo 22 per esplicitare meglio l'articolo 22? Assessore Aricò, lei se non inserisce il tesserino, Assessore Aricò, le ricordo che non è così come... è inserito il suo testo, quindi tutto il Governo è inserito, perfetto.
Comunico il congedo dell'onorevole Roccaruvolo. Bene colleghi, non c'è nessun intervento sull'articolo 22 e allora sì, prego onorevole Giambona. Matteo, erano oggi gli auguri della CISL e allora se sono oggi hanno mandi un messaggio. Onorevole Giambona, lei deve intervenire o metto in votazione l'articolo? No, Presidente, Prego, la invito prego, a mettere onorevole. in votazione. Presidente, questa assemblea è stata convocata per le ore 10:30, quindi io nel rispetto del governo che arriva a rilento, ma anche dei componenti di tutti questa assemblea, inviterei a mettere in votazione questo articolo. Grazie. La richiesta di numero legale è adesso appena pongo in votazione l'articolo. Assessore, l'articolo lo possiamo porre in votazione o c'è una riscrittura del governo? Ma è l'articolo 22. All'articolo 22. Prego. C'è una riscrittura da parte del governo sull'articolo 22 che stiamo caricando sui tablet e la potete visionare nella cartella emendamenti fuori sacco. Nel frattempo che carichiamo la riscrittura da parte del governo, c'era il Presidente della Regione che voleva prendere parola. Prego, Presidente. Grazie Presidente. Colleghi, io volevo significare le mie scuse se sarò assente in queste ore dall'Aula perché sto per prendere un volo per recarmi nella capitale, in quanto parteciperò nella qualità di Presidente della Regione agli auguri alle alte cariche che si terranno al Quirinale da parte del Presidente della Repubblica. È un appuntamento istituzionale che si tiene ogni anno, al quale naturalmente è doveroso prendere parte tranne casi di natura eccezionale. Quindi volevo scusarmi con l'Aula della mia assenza e dare la motivazione per cui non sarò con voi. Ringrazio tutti voi naturalmente, non so se la manovra si concluderà stasera, domani, quello è. Comunque nel caso in cui si dovesse concludere prima colgo l'occasione per formulare i miei migliori auguri. Può darsi che magari ce li formuleremo di persona, però anticipando era sempre un atto di correttezza istituzionale, anche doverosa per dirvi il motivo per cui non mi vedrete qui. Porterò naturalmente gli auguri al Presidente della Repubblica da parte del Governo, ma a parte penso di interpretare il pensiero dell'Assemblea, se mi autorizzate a portare gli auguri al Presidente della Repubblica e di tutta l'Assemblea regionale. Grazie. Grazie Presidente della Regione. Assessore Dagnino. Ma io ho visto è un aggiuntivo l'emendamento, non è una riscrittura? Io glielo dico, quindi se stiamo valutando pure uno stralcio di norme, io eviterei. Prego Assessore Rico. Sì, Presidente, se ritiene a livello procedurale una riscrittura dell'articolo inserendo questa emergenza che abbiamo sul viadotto del Cassibile, ci premureremo di poterla scrivere nei prossimi minuti. Quindi se ritiene l'Aula. Se ritiene l'Aula.
Allora, mi dovete dire se io posso aprire la votazione oppure c'è un altro intervento. Ma c'è un altro intervento, l'onorevole Lavardera. Prego, prego. Presidente, mi scusi, volevo chiedere, Presidente Schifani, se ha saputo dell'atteggiamento avuto, se ne va, però è una cosa gravissima. C'è un medico che è stato trasferito, incredibile, il Presidente della Regione che se ne va, Onorevole un medico Lavardera. di Messina che è stato trasferito Sì, però dico non è perché sull'ordine ha dei lavori. parlato, è una cosa gravissima. Sì, E sì, il ma non è Presidente sull'ordine dei Schifani lavori. se ne va, la nave Chiudete il affonda, il microfono. Presidente Schifani se Sì, ne va sì, a vabbè. casa. Non è Ma che sull'ordine dei vergogna è? Mentre parliamo, Chiudete la il nave microfono. affonda, c'è un... Allora, colleghi, io vi dico, anche per la gestione d'Aula, non tollererò più interventi che non sono sull'ordine dei lavori. Si interviene o sull'articolo o sugli emendamenti o sull'ordine dei lavori. Non tollererò e vi chiuderò il microfono, e mi dispiace, ma chiuderò il microfono perché se non sono interventi sull'ordine dei lavori o sull'ordine o sugli emendamenti non vi farò intervenire e purtroppo vi dovrò chiudere il microfono perché altrimenti non riusciamo a gestire. Mettiamo in votazione. Onorevole De Luca, l'ha capito che la verifica del numero... Va bene, onorevole Giuffrida. Sì. Allora. Onorevole Giuffrida. Intanto si calmi. Okay. Dopodiché colleghi, metto in votazione. Non ha capito, onorevole De Luca, sull'articolo il numero legale è sul voto dell'articolo 22, se non me lo fate mettere in votazione il numero legale non lo posso verificare. Ok, fatemelo mettere in votazione. Pongo in votazione l'articolo 22 e c'è la richiesta del numero legale. Verifichiamo i richiedenti. Verifichiamo i richiedenti. È appoggiata la richiesta della verifica del numero legale? Al momento non ci sono... Okay. Verifichiamo il numero legale. Per verificare il numero legale potete pigiare un tasto qualunque. Aperta la verifica del numero legale. Tenete premuto è chiusa. Raga, è chiusa la verifica del numero legale. L'assemblea è in numero legale, 41 presenti. Allora, colleghi, un attimo. Colleghi, i tesserini li dovete inserire perché poi dico alla maggioranza che quando intervenite dicendo che volete lavorare, stiamo lavorando, ma i tesserini devono essere inseriti perché poi è inutile che mi dite tesserini non l'ho inserito bene, perché se volete lavorare il tesserino va inserito. Ok. Votiamo l'articolo 22 col parere favorevole della Commissione del Governo. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 22 è approvato.
Colleghi e Governo, andiamo all'articolo 16. Sì. Prego, onorevole Ciminnisi. Cerchiamo di prendere... Prego, onorevole Ciminnisi. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, vi chiedo di avere un minimo di attenzione, anzi il massimo dell'attenzione per la trattazione dell'articolo 16 e altrettanta attenzione chiedo al Governo, però così non si può lavorare, Presidente. Colleghi, Non sento neanche la mia stessa voce. colleghi, onorevole Gilistro, onorevole Laccoto, onorevole Venezia, Spada, Alleanza, possiamo un attimino, chi deve interloquire va fuori l'Aula, chi vuole ascoltare rimane all'interno dell'Aula, perché altrimenti non riesco ad ascoltare nemmeno io. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Rinnovo la richiesta di un minimo di attenzione da parte dei colleghi deputati in maniera trasversale e altrettanta attenzione chiedo al Governo perché parliamo di un tema fondamentale che è quello dell'acqua. Visto che si tratta di un articolo molto complesso, l'articolo 16 che riguarda la provincia di Trapani, di Messina, ma anche la provincia di Agrigento, quindi è una questione che riguarda tutti in maniera trasversale. Grazie. Allora, la questione dell'articolo 16, come avevo già annunciato in sede di discussione generale, è in qualche modo l'esatto specchio della totale incapacità in tutti questi ultimi Onorevole Giannuso, anni se può lasciare i banchi del Governo, grazie. Di gestire la risorsa idrica in una maniera razionale ed equilibrata che in qualche modo non abbia ricadute sui cittadini. E invece con l'articolo 16 il paradosso è proprio quello, cioè che quello che si cerca di fare con questa norma è quello di scaricare un debito che la Regione ha maturato nei confronti di Sicilia Acque sui 13 comuni del Lati di Trapani, su alcuni comuni del Lati di Messina, colpevoli soltanto di aver ereditato dalla Regione la gestione ex EAS che, lo ricordiamo, è in liquidazione praticamente dal 2004, è in liquidazione coatta amministrativa dal 2024 e che ha portato ad una serie di commissariamenti della stessa ATI da parte della Regione che è stata totalmente infruttuosa e improduttiva in tutti questi anni, al punto che ad oggi ancora l'ATI di Trapani non è del tutto operativa proprio perché è mancata in questi anni l'individuazione del soggetto gestore unico che è prevista dalla legge come unico soggetto gestore del servizio idrico integrato, perché l'illegittimità di questa norma risiede soprattutto nel fatto che si cerca di scaricare sui comuni, sottraendo loro risorse per i prossimi 10 anni quasi in maniera punitiva, per un problema che in realtà non vede come protagonisti i comuni, perché questa situazione nasce dalla Convenzione del 2004 tra EAS, Regione Siciliana e Sicilia Acque, di cui i comuni non sono parte, e questo non discende soltanto dalle norme di legge, dalla nostra legge 16, dal codice dell'ambiente, ma discende anche da sentenze tanto del TAR quanto della Corte Costituzionale che hanno chiarito in maniera inequivocabile che i costi non possono essere scaricati sui comuni. Comuni che tra l'altro in tutti questi 15 anni si sono ritrovati a dover fare le manutenzioni ad una rete che è in condizioni disastrose, ma che non rientra sicuramente nella loro gestione, e che oggi si vedono ulteriormente puniti, soprattutto per i prossimi 10 anni. Significa mandare alcuni anche piccoli comuni, perché 13 comuni della provincia di Trapani sono in gran parte piccoli comuni, mandarli totalmente con le gambe all'aria da un punto di vista finanziario, perché noi togliamo risorse
per i prossimi 10 anni, quando in questa stessa manovra, all'articolo 11 e con norme sparse un po' in tutta la manovra, stiamo distribuendo a pioggia in maniera totalmente discrezionale risorse comuni per qualsiasi tipo di riconoscimento, più o meno fondato che sia e più o meno clientelare che sia. Il paradosso ulteriore, e cerco di andare alle conclusioni, è che oggi questi comuni finalmente, dopo 15 anni, hanno avviato un processo virtuoso, cioè attraverso Invitalia stanno cercando di avviare tutte le pratiche per l'individuazione del soggetto gestore unico, e oggi che siamo finalmente arrivati a questo risultato, cosa facciamo? Gli diamo la mazzata finale, gli togliamo i trasferimenti per i prossimi 10 anni per ripianare un debito di 19 milioni che spetta alla Regione in quanto parte risanare con Sicilia Acque. Se proprio noi li vogliamo aiutare questi comuni, noi anzi rilanciamo, alziamo la posta in gioco, perché questi comuni sono quelli che più degli altri in questi mesi hanno subito la crisi idrica, proprio perché hanno ereditato una gestione di una rete che non è ovviamente stata seguita dalla Regione in nessun modo. Noi rilanciamo, anzi aiutiamoli questi comuni. Tutti devono pagare l'acqua e noi siamo d'accordo su questo. Aiutiamoli a mettere i contatori nei comuni, in modo tale che si possa effettivamente riequilibrare la situazione economica. Quindi non solo noi non siamo d'accordo con l'articolo 16, ma chiediamo di avere la possibilità di procedere ad una riscrittura che è già stata condivisa per le vie brevi tra più parti politiche, affinché si possa ripristinare una condizione di giustizia ed equità nei confronti di questi comuni che non solo per 15 anni hanno subito le inefficienze e l'incapacità della Regione di gestire i rapporti tra EAS, Regione Siciliana appunto, e Sicilia Acque, ma contro i quali oggi si prospetta un'azione punitiva per i prossimi 10 anni con una riduzione dei trasferimenti di parte corrente. Grazie. Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Safina. Nel frattempo dico ai colleghi la Presidenza ad oggi non ha nessuna riscrittura, quindi prego onorevole Safina. Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, la vicenda che riguarda l'ATI idrico di Trapani è una vicenda che affonda le sue radici nel tempo. L'ATI di Trapani è sicuramente in ritardo, ha rischiato di far commissariare tutta la Regione, però bisogna riconoscere che negli ultimi anni, sicuramente non grazie all'impegno del Governo regionale, perché il Governo regionale ha commissariato l'ATI per 3 anni e in questi 3 anni di commissariamento il commissariamento non ha prodotto alcun risultato. Oggi, grazie all'impegno dei sindaci, in particolare del suo presidente, il dottore Gruppuso, e di Invitalia, del commissariamento tecnico di Invitalia, siamo arrivati al punto che l'ATI idrico di Trapani nel 2026 potrebbe partire col servizio e con un piano di investimenti che produrrà una tariffa che è la metà di quella che pagano gli ATI idrici degli altri territori, perché ad Agrigento si pagano circa 4 euro, a Enna idem, a Trapani la tariffa supererà di poco i 2. Presidente, però se qua urlano, dico parlare va bene, colleghi, ma urlare... Io ho ripetuto più volte ai colleghi di maggioranza di non sostare tra i banchi del Governo. Io non so più come ripeterlo. La ringrazio, Presidente. Posso mettere un divieto eventualmente? No, ma il problema era urlare. Prego, non onorevole parlare. Safina. Allora, oggi con una norma che vorrei dire, consentitemi, per l'amore dell'arte, questa norma non è una norma sostanziale, non è una legge sostanziale. Quella che noi vorremmo approvare, che voi vorreste approvare con l'articolo 16, è una legge solo in senso formale, perché è la classica legge provvedimento, cioè una legge che di fatto produce il valore di un atto amministrativo. Se non che nella ricostruzione storica bisogna riconoscere che a un certo punto nella Regione, nel liquidare l'EAS, se ne infischia del servizio che avrebbe dovuto rendere ai cittadini siciliani e in particolare a quelli della provincia di Trapani, liquida e dice sostanzialmente: da oggi il servizio lo dovete gestire voi. Se non che
dice che vi trasferisco il servizio e le reti senza trasferire un centesimo. Tant'è vero che in questi anni i comuni che si sono ritrovati senza gestore, salvo Siciliacque adesso come sovrambito, hanno pagato tutti gli interventi manutentivi sulle reti con le loro casse. E vi dico pure una cosa, ci sono comuni, come il comune di Erice, che sono creditori nei confronti della liquidazione dell'EAS di oltre 2 milioni di euro, che nessuno pagherà. Ebbene, noi ci troviamo dinanzi a comuni che fanno le riparazioni e di questo non c'è traccia. Cioè, quando avete strutturato questa norma avete pensato solo al lato in cui vi ritenete creditori, ma dove ci dovremmo ritenere debitori, perché i comuni sono intervenuti facendo le manutenzioni e non è facile fare le manutenzioni con una rete colabrodo, perché ripari da una parte e si rompe da un'altra. Di questo avete fatto finta di dimenticarvelo. Nei rapporti debito-credito avete guardato solo gli aspetti che secondo voi erano rilevanti, perché c'è un tema. È chiaro che Siciliacque deve continuare a poter essere operativa. Qua nessuno nega che Siciliacque debba continuare a lavorare, perché altrimenti scoppierebbe il sistema. Certo, bisognerebbe domandarci perché Siciliacque fa pagare l'acqua più cara d'Italia, perché rispetto a tutto quello che fanno i sovrambiti nel resto del paese, Siciliacque ha l'acqua più cara del paese. Questo è un dato inequivocabile, non lo dico io, lo dice ARERA. E dinanzi a un ente di controllo autonomo e indipendente come ARERA penso che nessuno possa contestarlo, perché produrre l'acqua o meglio, incalanare l'acqua da una diga, molte delle dighe sono gestite da Siciliacque, costa 10 centesimi. Peccato che noi la paghiamo oltre 70 centesimi l'acqua, Assessore. Io me lo porrei questo problema per il futuro. Mi porrei il tema di andare a rivedere questa convenzione con Siciliacque. Ma ciò non di meno, per rientrare a bomba sul tema, questa norma non si può fare perché viola una sentenza della Corte Costituzionale e viola i giudicati dei tribunali amministrativi regionali, che hanno detto che i comuni non possono gestire questo servizio. Ora la soluzione c'è. Assessore Turano, vedo che lei mi guarda interessato. Non solo la guarda interessato, ma ho visto pure che le ha fatto pure una foto, almeno così mi è parso. Di questo della non foto possono mi preoccupo. essere fatte foto qui in aula, Assessore, E allora, lei lo sa per l'esperienza che ha. il tema è: noi non vogliamo toccare gli aspetti che riguardano AICA e gli aspetti che riguardano gli altri comuni, ma per quanto riguarda i comuni della provincia di Trapani e i comuni della provincia di Messina bisogna riconoscere che questo non si può fare. E allora vi proponiamo di modificare il primo comma dai numeri 1, mi pare il numero 6, nella parte in cui bisogna prendere atto che le sentenze dicono che il gestore è la Regione Siciliana per questi comuni e dunque la Regione Siciliana deve pagare questo servizio, e se riuscisse pure a dare una mano a mettere in piedi il sistema della provincia di Trapani, arrivo e concludo, e della provincia di Messina, faremmo una cosa buona e giusta, perché metteremmo i comuni ed i cittadini nelle condizioni di pagare, perché non si può scrivere. Ma come si fa un governo regionale a scrivere che le bollette si possono fare in via forfettaria? Ma siamo legislatori, ma non possiamo fare questi stravalcioni. Questi sono da abbecedario della legislazione. Assessore Colianni, non si può fare, perché l'ARERA lo vieta, perché l'acqua non è una tassa. Lei questo se lo deve scrivere a caratteri cubitali, è un servizio, e poiché è un servizio deve essere fatturato in base ai consumi. La tariffazione forfettaria è illegittima, ma lei davvero vuole proporre a questo Parlamento? L'altro giorno, e bisogna darne atto, l'assessore Dagnino si vantava di non aver ricevuto impugnative. Vedo che lei vuole fargli levare questo primato, cioè vuole ricevere un'impugnativa non per una norma discutibile rispetto alla quale si possono avere opinioni diverse, ma per una norma che è palesemente illegittima, palesemente in contrario a ogni principio del nostro ordinamento. Onorevole Quindi Safina, vado a conclusione, che io ha sforato già di 2 minuti. Vi invito a votare l'emendamento 1619, che non modifica ciò che riguarda le altre province, ma mette ordine momentaneamente,
con la consapevolezza che il 2026 potrebbe essere l'anno di partenza del servizio idrico integrato in provincia di Trapani, e mette ordine preservando Siciliacqua al netto delle cose che ho già detto, e mette in condizione e metterà domani, perché è giusto, i cittadini in condizione di pagare il giusto. Grazie onorevole Safina. Chiedo ai colleghi sempre di rispettare i 5 minuti perché faccio un benvenuto agli studenti del liceo classico Umberto di Palermo, benvenuti in aula, e do la parola all'onorevole Cateno De Luca. Onorevole, prego, a lei la parola. Grazie Presidente, colleghi, Governo, Assessore Dagnino. Le volevo raccontare una storia che riguarda l'articolo 16. Intanto sottoscrivo gli interventi dei colleghi Ciminnisi e Safina su un fatto che riguarda la riscrittura, con anche un comma che va aggiunto perché in questo ragionamento viene escluso il gestore pubblico della città di Messina, che ha subito le stesse angherie dei comuni che sono stati indicati, sia della provincia di Trapani sia degli altri comuni della provincia di Messina, ma nella definizione manca il gestore pubblico che riguarda la città di Messina. E se l'assessore Dagnino ora ci segue, in modo tale che poi non nascono fraintendimenti, deve comprendere il perché l'articolo 16 va riscritto totalmente. E io già le dico, le chiedo che venga accantonato, ma voglio spiegarle anche perché. Alle motivazioni che hanno ben articolato i colleghi Ciminnisi e Safina, le voglio mettere in evidenza un altro fatto. Il Comune di Messina, col suo gestore pubblico, l'AMAM, deve ricevere dall'Istituto Autonomo Case Popolari 12 milioni di euro di acqua non pagata, di fornitura idrica degli ultimi 6-7 anni, mai riconosciuta. L'Istituto Autonomo Case Popolari sicuramente non è un istituto municipale, ma è un istituto della Regione. Abbiamo tentato più volte di far sedere a un tavolo con un accordo transattivo la Regione, l'Istituto Autonomo Case Popolari, che comunque è vigilato dalla Regione, il Comune di Messina e l'AMAM. Perché? Perché a sua volta l'AMAM, gestore unico pubblico della città di Messina, deve dare a ex EAS, oggi Siciliacque, 1.300.000 euro. Non c'è stato verso, ma non solo, ma l'AMAM ha subito il decreto ingiuntivo per questa situazione pregressa, facendogli saltare anche l'erogazione del servizio, perché ovviamente c'era un problema di liquidità. Ecco, queste sono angherie che i comuni subiscono da quelli che sono poi mostri che pensano di poter fare quel che vogliono. E allora il tema è serio ed è ovvio che non è pensabile che i comuni, per una mala gestione amministrativa, per una gravità di omissione di vigilanza, perché l'EAS comunque non era mio, non era dei comuni, e quindi c'è un problema, perché se i contratti non sono stati stipulati, se anche le fatture che sono state emesse non c'è stata la possibilità anche di contestarle, perché ovviamente poi c'era il ricatto di sospendere l'erogazione dell'acqua, tutto questo è una situazione
che è stata ereditata. Ma voglio aggiungere un'altra cosa. Noi abbiamo a che fare con tale Barresi, che è la terza volta che tenta a Messina di bandire la gara per individuare il soggetto privato. Però stavolta ci riuscirà, perché lo sa che ha fatto la Barresi. Si è chiamato i soggetti privati e gli ha detto: cosa volete che io modifichi nel bando perché così partecipate? Ebbene, la provincia di Messina, grazie al lodo Barresi, subirà un aumento rispetto al piano precedente del 50%, perché ora i privati gli hanno detto che se il bando viene aumentato, viene prevista un aumento del 50% circa, e viva Dio, partecipano e si aggiudicano pure la gara. Quindi siamo arrivati anche a questo. E la Barresi non ha voluto sentire ragione quando a un certo punto i sindaci della provincia di Messina, che su questo sono stati per carità dei giganti, ma lasciamo stare, a un certo punto hanno mandato una nota con 55 firme su 108 dicendo: siamo pronti a rivedere quella che era il modello di gestione, c'è un gestore pubblico nell'ambito dell'ATI e quindi procediamo in quella direzione e evitiamo. E invece anche questo si è potuto fare, perché la Barresi è Domino e Dio. Ma non c'è nessuno in condizioni di spedirla in altro luogo. E a lei, Assessore, ora chiedo con te ragione di questa che è una porcheria. E chiederò con te ragione anche al Presidente della Regione, perché questa è una turbativa d'asta all'inverso. Cioè io mi metto prima d'accordo, vedo cosa vuole il mercato affinché io sia appetibile. Dopo che sono andati deserti, sto concludendo Presidente, scusi, 2 procedure di gara. Bene, tornando al tema. Assessore, io le chiedo formalmente che venga accantonato per poter definire la riscrittura. Perché? Perché comunque non mi trova d'accordo nel caricare il fardello ai comuni e dall'altro lato i comuni che a sua volta nel frattempo hanno subito le angherie della mancata individuazione dell'ente gestore, hanno dovuto far fronte in ogni caso ai costi di manutenzione e quindi da un lato vogliamo lasciare l'eredità dello zio Buonanima ai comuni, quindi i debiti, dall'altro lato invece vogliamo comunque prenderci le reti, li diamo ora ai privati in termini definitivi con le valorizzazioni che comunque i comuni in questi anni hanno dovuto fare. Grazie. Grazie onorevole De Luca. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cambiano. Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Io il ragionamento lo faccio sull'articolo 16 rispetto al tema della gestione del servizio idrico integrato. Vede Assessore, è uno dei principali talloni di Achille del Dipartimento Acqua e Rifiuti. E non lo dice l'onorevole Cambiano o il Movimento 5 Stelle. Che ci sia stata una gestione inefficiente lo certifica la Corte dei Conti. La Corte dei Conti certifica che 10 delle 26 dighe siciliane sono ancora in esercizio sperimentale per gravi inefficienze e per gravi ritardi. La maggior parte delle inefficienze sono imputabili al Dipartimento Acqua e Rifiuti, ma altre mancanze sono addebitabili a Sicilia Acque, quella società che nel 2004 nasce e viene costituita per il 75% da socio privato, adesso il 25% da parte della Regione siciliana, per svolgere il ruolo di ente di sovrambito. E ora, Assessore,
Perché questa premessa sul servizio idrico integrato e su Sicilia Acque? Perché per il governo che ha una responsabilità politica, almeno da 8 anni a questa parte, il tema è serio, perché noi continuiamo a dare soldi a Sicilia Acque e siamo certi che abbia rispettato i termini previsti da quella convenzione in termini, scusi il gioco di parole, di rispetto degli investimenti da effettuare con i piani quinquennali, perché la durata della concessione è quarantennale. Questa Assemblea nel 2024 ha approvato dei provvedimenti per aumento di capitale sociale e prestito per 40 milioni di euro, parte del socio privato e parte del socio pubblico. Ma Sicilia Acque, Assessore, non perde mai, perché Sicilia Acque fa utili ed è certificato dall'ultimo bilancio disponibile nel 2024 sul sito istituzionale dell'ente, che certifica un utile di 5 milioni e 600 mila euro da parte di Sicilia Acque in un momento di grave crisi idrica ed emergenza idrica, e questo glielo consente la legge, perché per un meccanismo di calcolo delle tariffe di ARERA e di compensazione Sicilia Acque non perde e pagano i cittadini quella tariffa. Ma perché sono arrivato all'utile di Sicilia Acque? Perché mentre Sicilia Acque, che per il 75% lo voglio ricordare a mano a privati, fa utile, quell'utile nel 2024, una parte di quell'utile è stato distribuito come dividendo ai soci. 1.600.000 euro sono stati distribuiti come dividendi ai soci e il 75% di quella società è in mano a privati. E non si può non tenere conto, Assessore, della responsabilità politica e della gestione di questa governance, perché lo ricordo a me stesso e a quest'Aula, il Consiglio di amministrazione di Sicilia Acque è nominato dalla politica. Il presidente del CDA di Sicilia Acque, sempre per notizie riportate sui siti istituzionali, è un sindaco di un comune siciliano che appartiene ad un partito politico con nome e cognome, la Lega. E allora non utilizziamo le società che dovrebbero gestire servizi essenziali per dare posti di sottogoverno accollandoci gestioni fallimentari. Ora, vede, non è un attacco personale al presidente del CDA di Sicilia Acque, ma è una riflessione, Assessore, che dobbiamo fare, perché in questa sede stiamo dando altri 20 milioni di euro a Sicilia Acque e, Assessore, ora però mi deve rispondere. Noi abbiamo affidato la gestione dei dissalatori a Sicilia Acque e nell'ultima variazione di bilancio abbiamo previsto 10 milioni di euro per una presunta produzione di 300 litri al secondo. Mi risulta che non siano stati prodotti da quei dissalatori 300 litri al secondo. Quelle risorse le abbiamo regalate a Sicilia Acque, al socio privato, le abbiamo sottratte ai cittadini e le abbiamo regalate a Sicilia Acque, quelle risorse che dovevano coprire il costo di esercizio per la produzione di 300 litri al secondo, che non si è poi attuata. Assessore, su queste domande deve rispondere all'Aula. Abbiamo diritto di sapere. Quindi, al di là della riscrittura dell'articolo, io spero che questa sia la sede deputata ed opportuna affinché il governo regionale dia delle risposte non al Movimento 5 Stelle ma ai siciliani sulla governance del servizio idrico integrato. Grazie. Grazie onorevole Cambiano. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Abbate. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Sarebbe importante essere presente anche l'assessore Dagnino. Ma non è... Era qui. È scomparso. Onorevole Abbate, c'è comunque l'assessore...
Assessore Dagnino, forse sarebbe un momento può partecipare ai lavori d'Aula un attimo per chiarire una situazione. È più indicato, prego. Grazie Presidente. Allora, io volevo entrare nel merito di questo articolo, l'articolo 16 è un articolo molto complesso che va nella gestione delle società che gestiscono l'acqua pubblica, che gestiscono l'acqua potabile anche per le famiglie. In particolare volevo intervenire sul secondo comma, la parte che va nell'andare a aiutare, mettere a disposizione delle risorse sotto forma di prestito da restituire per quanto riguarda la società AICA che gestisce l'acqua pubblica per la provincia di Agrigento. Provvedimento secondo me importante perché queste società che nascono e sono società che mettono insieme i comuni che poi dovrebbero gestire in sede d'ambito quella che è la distribuzione delle acque alle famiglie e ai cittadini di ogni provincia, hanno un problema di fondo, quello che si sono insediate e si stanno insediando con un capitale sociale irrisorio. Io penso, per quanto riguarda e conosco la vicenda di Blea Acque, che la società che gestisce i 12 comuni della provincia di Ragusa si è istituita e si è insediata a Blea Acque con un capitale sociale di solo 100.000 euro. E capite che significa gestire un servizio così importante per una provincia quando tu inizi con una liquidità che è solo di 100.000 euro. Significa che già il giorno dopo già si è indebitata, dal giorno dopo c'è un problema di liquidità perché tu non riesci ad entrare a regime per poter avere gli introiti della gestione anche della riscossione almeno per i primi 2-3 anni. Quindi questo è un problema di fondo che gestirà, che ha i problemi l'AICA di Agrigento, ma è un problema importante che ha anche Blea Acque della provincia di Ragusa. Il 24 ottobre di quest'anno è stato recapitato all'assessore Dagnino nella persona del Presidente della Regione, così l'assessore competente, e a tutti i parlamentari una richiesta proprio dell'amministratore delegato, del direttore generale di Blea Acque per dire di mettere a disposizione le stesse risorse, mettere a disposizione delle risorse che possono essere poi restituite alla Regione proprio per avere un'anticipazione di liquidità che in questo momento neanche le banche mettono a disposizione. Io trovo una cosa che veramente mi ha un po' sorpreso il fatto che abbiamo un articolo dove si sono messe a disposizione le risorse per AICA all'interno della finanziaria, non trovo i Blea Acque perché non è stato inserito nel testo della finanziaria. Su questo ho presentato un emendamento come gruppo dove a invarianza di spesa significa senza mettere risorse in più possiamo mettere a disposizione le risorse sia per AICA e sia per i Blea Acque. È impossibile pensare che un cittadino della provincia di Agrigento paga gli interessi moratori sull'anticipazione di liquidità e quindi avrà un sovrappiù di tassa per quanto riguarda pagare gli interessi e quindi pagare poi ogni litro di acqua, ogni metro cubo di acqua che va a finire ai cittadini di Agrigento, mentre la provincia di Ragusa deve pagare, i cittadini della provincia di Ragusa devono pagare gli interessi dell'anticipazione di liquidità per poter avere lo stesso servizio e avere la stessa quantità di acqua che ha quello di Agrigento o qualsiasi altra società d'ambito della nostra regione. Quindi il principio è ottimo, quello di mettere a disposizione delle risorse in questa fase delicata dei primi 2-3 anni della gestione del servizio idrico e quindi non esporre le società d'ambito a interessi passivi per quanto riguarda l'anticipazione di liquidità, ma farlo in modo equo e farlo in modo che tutte le province e tutti i cittadini abbiano lo stesso trattamento. Non accetterei che, e come gruppo, che questo avvenga per una provincia e non avvenga per un'altra provincia, perché i cittadini siciliani sono uguali, i cittadini siciliani pagano le tasse nello stesso modo e dobbiamo mettere in condizione di poter ricevere lo stesso servizio la stessa quantità di denaro. Non possiamo pensare che la provincia di Ragusa paga di più, la provincia di Agrigento di meno, anche perché le risorse sono importanti, perché anticipazione di liquidità di 10 milioni per una provincia come Agrigento è un'anticipazione importante, che diventano 20 milioni già per il prossimo anno.
Quindi già poter portare 5 milioni per la provincia di Agrigento e 5 milioni per la provincia di Ragusa potrebbe anche risolvere il problema, non intaccare quella che è la liquidità e le somme messe a disposizione da parte della Regione, e se c'è necessità di poterli mettere nelle variazioni di bilancio. Quindi questo è un invito che faccio al Governo, senza mettere in difficoltà nessuno, perché non si cercano ulteriori risorse da mettere a disposizione, ma soltanto quella di un'equità di trattamento fra i cittadini siciliani e fra le province della nostra Regione. Grazie Presidente, sarò sicuro che l'assessore recepirà questa nostra richiesta, perché non capisco perché ci devono essere, quali sono i parametri che danno a scaturire come si dice, delle richieste. Grazie. O quantomeno dei provvedimenti che sono diversi tra una provincia e un'altra. Grazie onorevole Abbate. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giambona. Prego onorevole. E poi io chiudo la discussione generale sull'articolo. Ci sono gli ultimi due interventi, poi dell'onorevole Assenza Lombardo, e poi chiude l'assessore replicando agli interventi. Prego onorevole Giambona. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Io credo che questo articolo, in cui parliamo fondamentalmente delle risorse idriche in Sicilia, permetta di evidenziare plasticamente due cose: tanto lo strabismo del governo sul tema appunto della gestione delle risorse idriche, in particolar modo nel rapporto con i comuni, e allo stesso tempo la negligenza che se ne evidenzia da tutto questo excursus, da tutta questa evoluzione che è stata rappresentata lungamente nelle discussioni dibattute e in aula ma anche nelle commissioni di merito. Già in quell'ambito il Partito Democratico e altre forze politiche hanno espresso enormi perplessità rispetto all'impostazione di questo articolato. Io credo che il governo regionale, la maggioranza di centrodestra che oggi guida questa regione, dovrebbe fare pace con se stessa, perché da una parte ci dice che dobbiamo aiutare gli enti locali che in buona parte sono in difficoltà, mentre vedo che da questo articolo l'obiettivo è fondamentalmente quello di portare avanti un'operazione di strozzinaggio, uno strozzinaggio legalizzato che prevederebbe una riduzione delle risorse, una riduzione del fondo per i comuni stessi, e questo credo che non solo sia illegittimo dal punto di vista dell'impostazione proprio normativa, ma sia assolutamente ingiusto, per le motivazioni che sono state rappresentate anche dai colleghi che mi hanno preceduto e che hanno avanzato delle ipotesi di modifica di questo articolo. È una gestione negligente, irresponsabile, e sulla quale non può rimanerne fuori dal punto di vista della responsabilità politica il governo della regione, quando parliamo di Sicilia Acque, quando parliamo dei rapporti con EAS. Guardate che il quadro che sta emergendo relativamente ai disservizi che sono emersi sulla fornitura della gestione idrica in Sicilia è assolutamente inquietante, e l'intervento degli enti locali che ha permesso lungamente durante questi anni di coprire le carenze da parte appunto di Sicilia Acque è sotto gli occhi di tutti, quindi non si può ragionare con 2 metri e con 2 misure. E allora da questo punto di vista, anche nell'ottica di valutare, Assessore Dagnino, quella che è la logica di questo articolo, noi riteniamo che sia da rivedere complessivamente l'impianto, prevedere un taglio dei trasferimenti agli enti locali siciliani che sono interessati, quelli di Trapani e quelli di Messina, è assolutamente ingiusto, anche alla luce di un calcolo della tariffazione che ARERA ha più volte certificato essere la più alta d'Italia. Quindi allora è evidente che noi dobbiamo andare in una direzione diversa, specialmente quando si tratta di risorse idriche, e lo dico oggi anche a seguito di un articolo di giornale, Presidente dell'Assemblea, che oggi è oltremodo inquietante, in cui parla di perdite di risorse, di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 18 milioni di euro che sarebbero stati destinati alla riqualificazione delle reti idriche della provincia di
Catania, che andrebbero persi rispetto a quanto ci dichiara la Direzione Generale delle Dighe, la SIE, Servizi Idrici e TNEI, non sarebbe stata nelle condizioni di pianificare la progettazione e quindi poi la messa a terra di questa importante misura che prevederebbe appunto la riqualificazione delle nostre condotte idriche. Allora, alla luce di questo se ne evidenzia fondamentalmente cosa? Un'assenza di regia, un'assenza di attenzione rispetto a quella che è la materia prima alla quale noi dovremmo garantirne la fruibilità a tutti i siciliani. E quindi questo articolo che il Governo ci propone, noi lo rimandiamo al mittente. Il Partito Democratico, insieme ad altre forze politiche, è nella volontà di procedere affinché si valutino le nostre proposte emendative in tal senso e chiediamo all'assessore Dagnino e all'assessore Arramo che da questo punto di vista ci dicano la loro opinione, ci dicano se andiamo nella stessa direzione, se lo strabismo che è stato portato avanti fino ad oggi nei rapporti con gli enti locali siciliani, in questo caso interessate, intendono loro concretizzarlo, ovvero se c'è un'apertura rispetto alla proposta emendativa, se c'è una volontà di dare copertura all'emendamento che viene proposto dal Partito Democratico, che è il 16.19, ovvero diversamente poi le strategie d'aula le decideremo insieme a tutte le forze politiche, perché riteniamo che sia assolutamente ingiusto ed iniquo portare avanti questo articolo così come è determinato ad oggi. Grazie onorevole Giambona. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Assenza. Prego onorevole. Sì, Presidente, ogni volta che affrontiamo queste tematiche sembra che diventi la guerra tra poveri, però purtroppo le esigenze nella nostra regione sono tante. Io porto il problema in assemblea, mi sono permesso di portare il problema che già ha evidenziato l'onorevole Abbate nel suo intervento di Bleacque, non per ribadire quello che è già stato detto, ma solo per sottolineare che nel 2022 i 12 comuni della provincia di Ragusa hanno fatto una scelta, secondo me, ammirevole e doverosa, quella di costituire una società a capitale interamente pubblica, i cui unici soci sono proprio i 12 comuni della provincia. Hanno messo un capitale sociale evidentemente solo irrisorio di 100.000 euro e la società ha iniziato la sua attività evidentemente facendosi finanziare dai soci, dai comuni, che ad oggi sono arrivati ad aver finanziato oltre 12 milioni. Finalmente nell'ultimo anno la società ha cominciato ad incassare e quindi ad avere un certo attivo, per cui si è fiduciosi per il futuro. Però vi è il problema immediato che, siccome saremmo nel terzo anno consecutivo di perdita, se non ripianiamo parzialmente le perdite, la società dovrebbe essere posta in liquidazione col rischio, io lo dico chiaramente, che alla società a capitale interamente pubblica si sostituisca un'azienda privata, una società privata che evidentemente avrà solo lo scopo di lucrare. Allora dobbiamo evitare questo. I comuni avevano anche pensato di rimediare come? Facendo l'aumento di capitale attraverso una riduzione dei crediti da incassare dai Bleacque. Purtroppo questo non è possibile perché su 12 comuni 5 sono in stato di dissesto finanziario e quindi non è possibile nemmeno procedere a questa operazione. Per cui la Regione credo che sia uno di quei casi in cui debba intervenire
per istituire un fondo perequativo. Noi abbiamo chiesto 10 milioni, il debito complessivo è di 12, ma noi ne abbiamo chiesto 10, se non possono essere 10 il governo stanzierà quelle che è possibile in questo momento, con l'impegno da qui a qualche mese di ritornare sull'argomento per rimpinguare questo fondo, che Ibleacque, ripeto, che finalmente da quest'anno si è messa in moto, ha cominciato a riscuotere i canoni e quant'altro, possa nel giro di 10 anni, abbiamo chiesto, restituire le somme che il governo possa anticipare. Allora, questa manovra significa salvare la gestione pubblica dell'acqua in provincia di Ragusa ed evitare che invece succedano le azioni devastanti che alcune società private di pura speculazione hanno effettuato nelle altre province e delle quali ci dobbiamo occupare ad ogni finanziaria. Grazie. Grazie onorevole Assenso. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lombardo. Prego onorevole. Sì, Presidente, io faccio un brevissimo intervento in ordine a questa materia, alla norma che è in discussione, perché esprimo certamente un apprezzamento per l'approccio che il Governo ha avuto riguardo a tematiche che hanno problemi atavici e che non possono sempre ricadere sulla Regione. E l'approccio, credo, del Governo sia di responsabilità e di responsabilizzare quei comuni che in questi anni sono stati morosi rispetto agli ambiti territoriali di gestione del servizio idrico. Ma voglio anche sottolineare, e questo è l'emendamento che abbiamo presentato insieme all'onorevole Assenza, ne vedo anche uno di segno quasi uguale dell'onorevole Abbate, che sulla società Ibleacque, che è una società in house di nuova costituzione del 18 maggio 2022, noi chiediamo un supporto, un sostegno che consenta di rimediare a problemi di liquidità e di cassa che oggi questa società ha, e che l'istituzione di un fondo perequativo, ancor meglio di un'anticipazione, può essere un segnale di buonsenso rispetto appunto ad una realtà che è a partecipazione interamente pubblica, che diventa gestore del servizio idrico integrato, gestore unico, necessita appunto di quella iniezione di partenza e di una prima fase di step che le serve appunto per svolgere quantomeno le attività ordinarie. Quindi io chiedo al Governo, e mi unisco al coro anche dei colleghi Assenza e Abbate, un segnale di sensibilità appunto verso la Ibleacque, al pari di quanto è fatto per le società che sono appunto previste e inserite già nel testo di legge. Grazie onorevole Lombardo. Prego onorevole De Luca. Sì. Presidente, ne approfitto anche, c'è il Presidente del Parlamento e al Governo. Io ribadisco la mia richiesta di accantonamento di quest'articolo, perché, come già è stato messo in evidenza, abbiamo delle situazioni in varie province, ed è giusto affrontare anche Ragusa, come d'altronde siamo nello stesso quadro giuridico di Agrigento, e per quella che è la situazione già messa in evidenza della provincia di Trapani e di Messina, danno già un senso ben chiaro di quello che è l'orientamento di questo Parlamento. Partiamo anche dal presupposto che ci troviamo di fronte a due fattispecie diverse, perché siamo di fronte a un eventuale contributo da dare ai comuni rispetto a un'anticipazione a provincia di Agrigento e di Ragusa. Quindi, nel ribadire, Presidente, la nostra richiesta, questo diventa anche necessario per poter fare una riscrittura complessiva che contemperi tutte le varie esigenze. Sì, ho capito onorevole De Luca. Io la cosa che farò, darò l'opportunità a tutti i colleghi che si sono iscritti nella discussione generale dell'articolo e poi valuteremo la sua richiesta col Governo.
ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera e poi ho altri 3 iscritti a parlare e chiudo la discussione generale sull'articolo. Prego, onorevole Sì, Lavardera. Presidente, sull'articolo 16 bisogna aprire una discussione seria su quello che sta accadendo in modo specifico in provincia di Agrigento, e con questo intervento dimostrerò all'assessore Dagnino, che è desaparecidos, se n'è andato. Prendo atto del fatto che mentre parliamo, come dire, di discussione generale e di bilancio, evidentemente l'assessore non ci sono, ma siccome c'è anche l'assessore competente, quindi su acque e rifiuti, parlerò con l'assessore che mi sta sicuramente ascoltando. E vi dimostro, perché c'è una querella in corso con AICA e il suo assessorato, che è una querella che è incredibile. Perché? A questo punto, su questo prestito che noi stiamo dando ad AICA, e quindi stiamo cercando in qualche modo di aiutare come dire, una società a risanare i propri debiti, c'è un grande paradosso. E io non posso non parlare di un argomento che da anni ci ha trasformato nella barzelletta del mondo. Siamo scesi su tutti i giornali perché ad Agrigento non c'è acqua, lo sappiamo tutti. Allora, qual è la questione? Noi cosa facciamo? Sicilacqua, che è un ente che ricordo a quest'Aula, che non ha bisogno che glielo possa ricordare io, partecipato per il 75% di società persino cinesi dentro Sicilacqua, c'è un fondo che si chiama BlackRock degli americani, e quindi i soldi che noi diamo in questo fondo di BlackRock da una parte e dei cinesi inevitabilmente fanno sì che in qualche modo gli interessi non possono essere squisitamente pubblici, quindi degli interessi dei ovviamente siciliani, perché c'è un fondo che non ha gli interessi squisitamente dei siciliani, mentre Italgas, ecco che qua c'è il capolavoro, un colpo da maestro, il prestito serve in parte a ripagare i debiti che AICA ha con Sicilacqua, e qua sta il genio di Schifani, che mi rendo conto che se non avesse fatto politica poteva essere un grande aziendalista. Ma bisogna capirlo, perché il passaggio non è semplice. Sicilacqua, società partecipata dal 75% di Italgas e dal 25% della regione siciliana, gestisce i servizi idrici in tutta la regione. La cosa assurda di questa storia, Assessore, che poi finisce nei portafogli dei cittadini e di tutti noi, è che uno dei tanti pozzi da dove prende l'acqua Sicilacqua è Favara Burgio, pozzi che si trovano nel territorio di Agrigento e che quindi, quando l'acqua d'AICA e che danno l'acqua d'AICA, voi li definite di sovrambito, siccome sono di sovrambito in quanto evidentemente c'è un problema. Ma AICA più volte vi ha mandato le prove che quel pozzo di Favara Burgio rientra nell'ambito territoriale, e quindi il capolavoro qual è? Che Sicilacqua ruba l'acqua dei siciliani ad AICA, ma a sua volta la rivende con prezzi triplicati. Noi favoriamo in questa partita il privato, perché ricordo a tutti che Sicilacqua è un pezzo attraverso Italgas di privato, lo ridiamo ad AICA, paghiamo i debiti con un prestito e incredibilmente in questa partita dimostriamo che il governo in materia di acqua predilige gli interessi dei privati, dei cinesi, di BlackRock rispetto agli interessi oggettivi. Quindi è chiaro che questo prestito, per quanto ci riguarda, non è utile, non risolve il problema e paradossalmente dà dei soldi a dei privati con i soldi dei siciliani, soprattutto in tema di acqua. Grazie onorevole Lavardera. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Campo. Colleghi, non mi chiedete nuovamente di intervenire, perché in discussione generale si interviene una sola volta. Prego onorevole Campo. Grazie Presidente Di Paola, Governo, colleghi deputati. Allora, questo è un articolo dove ci sono molti emendamenti dei colleghi che mostra da parte del Governo se c'è una chiara volontà di aiutare tutti quei territori che hanno delle questioni sospese con la gestione dell'acqua. In particolare intervengo a supporto dell'emendamento del collega Assenza perché a Ragusa penso che si sia verificato un caso virtuoso, quello della costituzione di una società in house, quindi una gestione pubblica dell'acqua dove i 12 comuni BLEI sono intervenuti, ed è chiaro che è impensabile che una società di nuova costituzione possa partire con dei prestiti da parte dei capitali dei comuni
senza avere poi dei costi effettivi, perché bisogna sicuramente cercare degli uffici, non soltanto nel capoluogo di provincia, ma anche negli altri comuni, bisogna assumere personale, quindi abbiamo tanti comuni in dissesto, come sappiamo, all'interno della provincia Iblea, quindi penso che sia importante e doveroso supportare la società Iblea Acqua in maniera tale che possa sgravare i suoi debiti con i comuni quanto prima, anche per evitare che le bollette dei cittadini possano aumentare. Quindi, per mantenere un servizio efficiente con degli uffici aperti in tutti i comuni della provincia, perché noi abbiamo anche delle recriminazioni da parte dei cittadini dove ci sono uffici che, non avendo personale, sono aperti soltanto poche ore un giorno solo alla settimana. Quindi, per evitare che aumentino i costi dell'acqua in provincia e che gli uffici siano efficienti e abbiano il giusto personale per dare risposte ai cittadini, penso che sia fondamentale che il Governo si assuma la responsabilità di trovare le somme per far passare questi emendamenti. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Spada. È no? L'onorevole Chinnici? Ok, avevo scambiato. Prego, onorevole Chinnici. Sì, Presidente. Allora, questo articolo 16 è sicuramente un articolo molto delicato. Io ringrazio i colleghi Ciminnisi, il collega Safina, ma terremo sicuramente conto anche di tutte le istanze che sono venute dai colleghi del centrodestra, perché il problema, cioè che sia l'acqua un problema ancora in Sicilia dopo decenni, è veramente incredibile. Noi veniamo da mesi allucinanti dove nei giornali nazionali ci sono stati titoli che hanno parlato di guerra fra poveri. Se penso a tutto quello che è accaduto l'anno scorso di questi tempi fra Caltanissetta, Enna, l'Ancipa e tutte le battaglie che sono state fatte e che rischiano però di mettere addirittura provincia contro provincia per i problemi di siccità che ci attanagliano. Come al solito il problema relativo all'acqua non può essere risolto semplicemente con un articolo e basta, o con il ricorso a un pezzo o a un altro. Qua il problema è complesso e come sempre bisogna dare risposte complesse. Se penso alla città di Palermo, sappiamo benissimo, ma non solo a Palermo, che il problema è relativo alle condutture, alla vetustà, all'obsolescenza di un sistema di condutture che fa perdere il 50% di acqua appunto nel passaggio. E ancora, dopo tanti anni e dopo tanti soldi che vengono sperperati, davvero grida vendetta il fatto che in Sicilia paghiamo il servizio più alto di acqua e non abbiamo l'acqua ancora. È veramente incredibile, così come paghiamo la tassa dei rifiuti fra le più alte, la Tari fra le più alte d'Italia, e abbiamo il servizio peggiore. Ecco, crediamo che questa maggioranza e questo Governo dovrebbe focalizzarsi appunto su 2, 3, 4 questioni fondamentali che sembrano sempre emergenze irrisolte. Quando parliamo di acqua, parliamo di sanità, parliamo di rifiuti. A quello bisogna mirare, a risolvere i problemi in maniera sistemica, non presentando finanziarie ipertrofiche dove ci si perde in 1000 rivoli e 1000 articoli e si perde il senso e la bussola delle priorità. L'acqua come bene pubblico e prezioso è ovviamente la nostra priorità, quindi il lavoro anche di riscrittura che si sta facendo, tenendo conto anche di quello che è stato detto ovviamente dai colleghi della maggioranza, è un lavoro prezioso. Ma ovviamente è un passo. Sappiamo che ci sono in questa regione tantissimi movimenti che si occupano di acqua e di acqua pubblica da decenni e che non vengono ascoltati. Auspichiamo da parte del Governo che si faccia anche un passo avanti nell'ascolto di tutte le istanze e dei movimenti che da tanti anni si occupano di acqua pubblica. Grazie. Grazie onorevole Chinnici. Ho l'ultimo intervento dell'onorevole Pace e poi do la parola all'assessore Colianni. Grazie Presidente. Io mi scuso con i colleghi se sono arrivato
tardi stamattina, ma nonostante avevo altri impegni altrettanto seri, in quel caso familiari, il dovere chiama. Il gruppo parlamentare a cui appartengo ci teneva oggi alla mia presenza perché si era impegnato in tal senso con il Presidente Schifani, seppur in ritardo sono presente. Come sapete, dal 4 di novembre, per le vicende che mi hanno visto e mi vedono coinvolto, nonostante io da quel 4 di novembre potevo fare la vita che avrei potuto continuare a fare e che avevo fatto prima, frequentare il Parlamento, frequentare la mia segreteria, dal 4 di novembre sono rimasto a casa. L'unico viaggio che facevo era alle 7:30, come faccio tutte le mattine, andare a trovare mia mamma che è anziana. Sono ritornato a casa, ho indossato la tuta, l'ho cambiata durante quei giorni e fino all'8 di dicembre, nonostante il 3 dicembre c'era una decisione a me favorevole. La mia non presenza in questo Parlamento né nelle commissioni era una forma di rispetto nei confronti del Presidente Schifani in primis, nei confronti del Governo e soprattutto nei confronti dei colleghi parlamentari. La mia assenza, chiaramente anche all'interno del gruppo, ha delegato l'intero gruppo e nella fattispecie l'onorevole Abbate, in qualità di vice capogruppo, non soltanto il dialogo con il Presidente Schifani e con il Governo, ma anche il rapporto fra i colleghi parlamentari. Ho voluto dire tutto ciò perché avete visto le mie firme come primo firmatario in tutti gli emendamenti che riguardano il mio gruppo politico, ma soltanto per una questione di forma, e non mi vergogno a dire che io di questa finanziaria non conosco una parola, non ho partecipato né alla stesura né alla concertazione né alle trattative, né ho partecipato a stelare alcun emendamento del mio gruppo politico. Ribadisco, non l'ho voluto fare per evitare di creare imbarazzi, avrei potuto farlo e la legge me lo avrebbe consentito, ma siccome in Parlamento, oltre ad essere colleghi, siamo amici, l'ultima cosa che avrei voluto fare era creare un imbarazzo a qualche mio amico. E a scanso di equivoci, non cambio opinione se qualche messaggio non è arrivato, così non cambio opinione se leggo qualche post o qualche articolo che scomodo che mi riguarda. Si va avanti. Ho voluto fare questa precisazione perché durante il mio viaggio del mio ritardo mattutino sono stato raggiunto da 2 sindaci della provincia di Agrigento, accusandomi di essere stato primo firmatario di un emendamento che avrebbe sottratto somme alla vicenda annosa dell'AICA di Agrigento, che pensa sarà uguale a quella della provincia di Trapani, a quella della provincia di Messina e a quella della provincia di Ragusa e le altre province. L'accusa che mi hanno fatto i 2 sindaci è che io sarei stato primo firmatario di un emendamento che vorrebbe decurtare un importo da 10 a 5 milioni per la provincia di Agrigento per portarla ad un'altra provincia a me molto cara, non fosse altro che non soltanto il mio collega Ignazio Abbate e gli altri colleghi, ma con Ignazio abbiamo un rapporto di fratellanza e mai mi permetterei di fare qualcosa contro la sua provincia, la famosa contea di Modica e dintorni, nella provincia di Ragusa. Ho spiegato ai 2 sindaci a telefono: guarda che io dal 4 di novembre non sono mai uscito di casa e se c'è un emendamento a mia firma è soltanto una questione formale più che sostanziale, perché sarà l'ennesimo emendamento del gruppo della Democrazia Cristiana che io non conosco. Pertanto mi rivolgo al Governo, non vedo l'assessore Dagnino.
Io sono qua per ribadire le buone ragioni della provincia di Trapani, della provincia di Messina e soprattutto della provincia di Ragusa, sottolineo, a me molto cara. Non sono d'accordo se per privilegiare, soddisfare o comunque tentare di lenire i danni che sono capitati in queste province dobbiamo utilizzare un emendamento che non conosco per sottrarre somme alla mia provincia, perché non me lo potrei nemmeno permettere nonostante non ho partecipato agli ultimi 50 giorni alla vita politica. E quindi invito il Governo a fare una riscrittura, l'ennesima, perché ho ascoltato soltanto riscrittura. Sarà ricordata la finanziaria delle riscritture. Invito a fare la riscrittura anche di quest'articolo, non togliendo soldi a Ragusa, non togliendo soldi a Trapani, men che meno a Messina, che comincia a diventarmi anche a me cara, ma soprattutto, visto che c'era un articolo del Governo, di lasciare entonces la previsione del Governo, per cui c'era non un impegno mio, c'era un impegno del Presidente della Regione con il Presidente di AICA della provincia di Agrigento ed era stato cotanto anche pubblicizzato attraverso i social. Grazie in anticipo al Governo. Grazie onorevole Pace. Io adesso faccio intervenire l'assessore. Al Governo dico ci sono state più richieste da parte dei deputati e di opposizione e di maggioranza di accantonare l'articolo, quindi Assessore, come Governo valutate pure questa proposta che è venuta da più deputati. Prego. Grazie Presidente, ma credo che questo tema, signori parlamentari, deputati e Presidente, debba essere affrontato su due punti di vista. Uno certamente sul quadro frammentario che oggi ci troviamo all'interno della Regione siciliana. Vedete, la Regione siciliana è una delle poche regioni italiane ormai rimaste che ha un quadro con 9 atti. Quasi tutti gli ambiti regionali italiani sono ambiti unici. E questo quadro probabilmente in tutti questi anni di frammentarietà non ha certamente aiutato. E comprendo che ogni parlamentare regionale rivendichi per il proprio territorio storture, inefficienze, piuttosto che ovviamente miglioramenti. È comprensibilissimo. Potrei dire sulle province di Enna e Caltanissetta, onorevoli di questi collegi, che noi paghiamo l'acqua più cara di Sicilia e la paghiamo perché ci siamo caricati gli investimenti, quasi tutti gli investimenti. E vorrei dire anche all'appassionato intervento che ho sentito dell'onorevole Safina che ci carichiamo tutte le ATE siciliane anche parte di quegli introiti che non provengono da Trapani, è giusto dire anche questo. E come troviamo allora una soluzione tra tanti punti di vista diversi? Io a gennaio, signor Presidente, presenterò una riforma del settore idrico. Ringrazio tra l'altro, e lo faccio anche pubblicamente, il direttore generale dell'ambito idrico toscano che ha accettato di essere nostro consulente all'interno del Dipartimento regionale, perché probabilmente quell'ambito è uno dei migliori d'Italia e perché è giusto che coloro i quali oggi in Italia rappresentano certamente delle politiche idriche importanti possano sostenerci anche in una scrittura di una norma che il Governo entro gennaio sarà pronto a presentare al Parlamento confrontandosi. E poi come si risolvono le perdite idriche? Perché poi dobbiamo anche trovare delle soluzioni empiriche. Ma io ritengo che le uniche soluzioni sono la messa in campo degli investimenti, non trovo altre soluzioni, voglio dire, teoriche. E su questo vorrei dire due parole, perché in queste settimane, signor Presidente, abbiamo messo in campo circa 70 milioni di euro di fondi FSC, ricordo quello più grande di 37 milioni di euro e 700 mila euro proprio alla città di Agrigento e a tanti comuni del Messinese, del Siracusano e quant'altro.
E voglio ringraziare pubblicamente anche il mio predecessore, l'onorevole Di Mauro, per aver pubblicato per la prima volta nella storia di questo assessorato la misura 2.5.1. Questa misura è una misura del FESR di circa 200 milioni di euro sulle condotte idriche, sui depuratori e sui sistemi fognari che metteremo in campo entro la fine di febbraio e l'inizio di marzo, che rappresenta certamente un dato che darà un sostegno importante alle ATI. E voglio fare anche un complimento alle ATI che anche voi rappresentate. Vedete, in quell'avviso da 200 milioni di euro abbiamo un overbooking di altri 200 milioni di euro. Ciò significa che in questo le ATI stanno facendo un buon lavoro e cercheremo certamente di sostenerle. Andiamo nel merito di questo provvedimento. E perché nasce, Presidente, però se c'è un po' di brusio, se per favore. Andiamo nel merito di questo provvedimento. Assessore. L'onorevole De Luca non ha L'assessore sta apprezzato intervenendo. Siccome ci sono stati più interventi da parte dei colleghi, quantomeno ascoltate la replica L'ho dell'assessore. ascoltato in modo libero. Che ha ascoltato, esatto. Prego, Assessore. Io ho apprezzato l'intervento dell'onorevole De Luca, che è anche stato onesto intellettualmente, e sarà la prima cosa che farò da gennaio, a recarmi proprio a Messina per parlare con gli amministratori locali di quel territorio, in cui, onorevole, ho trovato un confronto dialettico in cui emergono tante diversità. E non è solamente il caso di Messina, è il caso di tutte le province in cui le ATI sono rappresentate da sindaci, in cui ogni sindaco ha un punto di vista diverso. Ma è la norma nazionale che dà ai sindaci la potestà esclusiva delle politiche idriche, gli indirizzi politici delle politiche idriche. E molto spesso in determinati territori assistiamo, a dei confronti che poi paralizzano, l'azione e la governance di quei territori. Finisco. Onorevole, non è una critica, sto dicendo un'altra cosa. Le ho detto prima che il primo atto che farò, proprio rispetto. Onorevole, però mi lasci completare. Assessore. Presidente, mi scusi. No, se le posso dire, si rivolga sempre alla Presidenza, così evitiamo che. Perché è ovvio che se si rivolge ai deputati, poi deputati. Si rivolga alla Presidenza. Presidente, mi rivolgo a lei. Proprio per questo, signor Presidente, come ho detto poc'anzi, mi recherò nel territorio di Messina per comprendere quali possono essere le soluzioni, dopo che ovviamente l'onorevole De Luca saprà che in quell'ambito c'è stata una gara deserta rispetto al modello di governance che era stato scelto. Andando al tema, cari deputati, il Governo è aperto ovviamente a una riscrittura del testo e quindi si dichiara favorevole ovviamente al confronto con le forze politiche e con i deputati che hanno richiesto una riscrittura, e proprio sul punto l'assessore al bilancio credo che ce l'abbia, già pronta e possa certamente enunciarla. Grazie, signor Presidente. Grazie, Assessore. C'è pure l'intervento dell'Assessore Dagnino. Prima che intervenga, Assessore Dagnino, io in questo momento, come Presidenza, da quello che ho capito, il Governo mi ha chiesto la riscrittura dell'articolo 16, la riscrittura dell'articolo 8, la riscrittura dell'articolo 15, ma ad oggi qui la Presidenza non ha le riscritture, quindi se non abbiamo le riscritture non le possiamo valutare e non possiamo votare. Quindi prego, Assessore Dagnino. Ci stiamo lavorando, abbiamo quasi pronta la riscrittura dell'articolo 16, volevo però fare un annuncio in aula per verificare se vi fosse il consenso più ampio possibile. Stiamo completando l'ipotesi di riscrittura che mantiene i 10 su Agrigento, stabilisce 4 milioni, sempre a titolo di anticipazione, per i Blea Acque e 1,5 milioni per la vicenda che riguarda Messina. Trapani rimane quello che era già stato stabilito, 1,5 milioni per Messina. Grazie. Assessore, ma quindi lei mi sta chiedendo un attimo.
Assessore, un attimo. Sospendiamo quindi la seduta in attesa poi delle riscritture. Assessore. Colleghi, onorevole, un attimo colleghi, chi è intervenuto già in discussione generale non può rintervenire, nonostante, perché l'assessore interviene per replica. Sì, dico onorevole Sunseri, sull'ordine dei lavori c'è già stata una richiesta di accantonamento, c'è un'altra richiesta sull'ordine dei lavori? Onorevole Sunseri, se c'è un'altra richiesta sull'ordine dei lavori la faccio intervenire, prego. Grazie Presidente, ma guardi, semplicemente perché io ho ascoltato tutti i colleghi con grande pazienza e attenzione. Sono da 3 giorni che sentiamo di stralci, dal primo giorno che parliamo di stralci. Da ogni giorno di riscrittura, addirittura il capogruppo della DC ha detto che la chiameremo la finanziaria delle riscritture, quindi la maggioranza che dice al governo state riscrivendo tutte le norme che avete già scritto. Ora l'assessore ha annunciato non una riscrittura, ha annunciato emendamenti aggiuntivi all'articolo, perché l'articolo parla di Agrigento e Trapani e qui abbiamo sentito Ragusa, Siracusa, altre province. La riscrittura è riscrivere con le forze politiche affinché l'emendamento possa trovare l'accoglimento in aula, non significa aggiungere roba e risorse a un articolo che non è stato neanche enunciato dall'assessore. Cioè l'assessore ha parlato per 14 minuti, di cui 13 minuti di altro e 1 minuto dell'articolo senza dire cosa andrà a fare. Non funziona così, Presidente, perché altrimenti lei deve mettere in votazione l'articolo e si vota comma per comma così come emendato dai deputati. Grazie. Onorevole Sunseri, si è visto anche sull'articolo 22, il Governo ha presentato un emendamento che la Presidenza ha valutato come aggiuntivo e non è stato distribuito e non è stato presentato, cioè non è stato poi alla fine accolto. Vediamo adesso l'emendamento che il Governo sta preparando, se è una riscrittura, se è un aggiuntivo, lo valuteremo ed eventualmente o proseguiamo con la votazione dell'eventuale riscrittura del Governo o proseguiamo con la votazione degli emendamenti all'articolo. Va bene. Onorevole Spada, sempre sull'ordine dei lavori, Prego. non sono intervenuto prima sull'articolato. Sull'ordine dei lavori, Presidente, siccome è un articolo particolare, delicato e su cui non possiamo nemmeno approcciarci in maniera leggera, io chiedo la sospensione dell'Aula in attesa di fare tutti gli approfondimenti e la riaggiorniamo tra un'ora e mezza e ci rivediamo tutti qua. Onorevole Spada, il Governo sta depositando e stiamo valutando la riscrittura. Valutiamo intanto la riscrittura se è un aggiuntivo oppure un... Onorevole Safina, lei è già intervenuto sulla discussione generale, la faccio intervenire sull'ordine dei lavori, se è una proposta sull'ordine dei lavori. Prego, onorevole Safina. Assolutamente sì, sono rispettoso del regolamento. Se il Governo presenta una riscrittura, è chiaro che noi chiediamo un termine congruo per poter fare subemendamenti alla riscrittura, perché la riscrittura farebbe decadere tutti gli emendamenti già presentati e dunque, siccome il tema è delicato, non possiamo fare come si fa sempre di corsa. Il tema è molto delicato e quindi io chiedo che nel caso in cui venisse realmente presentata questa riscrittura ci venga assegnato un termine congruo per poter studiarla e per poter fare subemendamenti. Grazie. Onorevole Safina,
questa sua proposta è una proposta assolutamente legittima. Per questo vi ho detto, cerchiamo di intanto far depositare la riscrittura al Governo, in maniera tale che la valutiamo come Presidenza, dopodiché la carichiamo a tutti come emendamento fuori sacco, di modo tale che la potete valutare ed eventualmente subemendare o proporre delle modifiche. Onorevole De Luca, anche lei sull'ordine dei lavori? Prego, onorevole De Luca. Presidente, semplicemente per assegnare un messaggio al Governo e anche suo tramite, per favore, farlo pervenire all'assessore Dagnino. Qualora la riscrittura... Assessore Dagnino è qui un attimino in Presidenza che sta depositando l'emendamento, onorevole De Luca, quindi la ascolta, prego. Ecco, se la riscrittura dovesse accogliere materia aggiuntiva, io già annuncio adesso che chiederò il voto segreto sull'abrogazione della riscrittura. Per cui, se l'assessore Dagnino ha intenzione di infilare qua dentro materia aggiuntiva, io già annuncio adesso che chiedo il voto segreto.
Colleghi, visto che ci sono stati vari interventi sull'ordine dei lavori da parte di altri colleghi durante la discussione generale e ascoltando il Governo, io direi, considerando che sono le 13:30, facciamo una pausa di un paio di ore, così il Governo può verificare al meglio la riscrittura del 16 e poi riprendiamo con l'articolo 8 e l'articolo 15, dove anche lì ci devono essere delle riscritture. Basta, l'Aula è sospesa e riprende alle 15:30.